Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi in questo 24 dicembre 2025, in questi tempi un po' pazzotici e non di rado capovolti, vorremmo anzitutto dirvi quali auguri non vi facciamo. Non vi facciamo oggi gli auguri generici, astratti, meramente formali di buone feste, con questo plurale generico, come se da oggi partisse un party non meno definito che si trascina fino al 6 gennaio. Non vi facciamo gli auguri per una generica festa della pace, come succede in molte scuole nostrane per non turbare presunte sensibilità altrui. Non perché la pace non sia è un valore profondissimo, soprattutto in questo momento in cui la ferita della guerra è tornata di nuovo a martoriare il corpo anche dell'Europa, anche del nostro continente. Ma non vi facciamo questo tipo di auguri perché non stiamo andando incontro a una generica celebrazione pacifista, arcobaleno, dove peraltro si fa più spesso ideologia della pace che politica concreta della pace. Non vi facciamo gli auguri per la festa dell'amicizia, quest'altro termine iperinflazionato che ha una storia nobile, classica, ma che ormai è sinonimo di like, di conoscenza social. Ormai siamo arrivati al controsenso per cui non conosciamo il volto, il tratto, la storia dell'amico e no, non stiamo andando incontro a un'astratta festa dell'amicizia. Non vi facciamo gli auguri per la festa dell'inclusione, un'altra espressione che si è aggirata molto nel dibattito, nella cronaca, perché ovviamente suona benissimo e sembra proprio fatta apposta per prendersi le prime pagine dei giornaloni, anzitutto perché l'inclusione è un guscio vuoto, se non si definisce inclusione di chi, dove, in base a quali criteri. Questo guscio vuoto è spesso anche una furbata retorica funzionale a un apparato dell'inclusione, a una politica dell'inclusione nel senso anche a una filiera dell'inclusione, come dire, molto prosaica, no? Che magari conviene molto ai presunti autori dell'inclusione, a prescindere appunto da chi si include e come lo si include. Oggi non vi facciamo gli auguri per la festa dell'inverno, la festa della neve, qualunque altra supercazzola pseudo-meteorologica con cui si vuole edulcorare la festa a cui andiamo incontro, che no, non è una festa così dei buoni spiriti invernali e una festa dove ci si ritrova nel focolare ad ammirare la neve che scende. Non vi faremo nessun augurio edulcorato, relativista, super cazzolaro come quelli che vi ho riassunto malamente sopra, che sono solo alcuni tra i più inflazionati che girano in questi giorni. All'opposto da me, dalla redazione di Radio Libertà, dall'azienda, dalla vostra radio, perché anzitutto la vostra radio, vi facciamo gli auguri più sinceri, più profondi, più autentici di buon Natale. Vi auguriamo di celebrare come ritenete, con chi ritenete, la ricorrenza che è la stessa da 2025 anni, la ricorrenza della nascita di quel bambino. Che è una cosa anzitutto dannatamente fisica, dannatamente concreta, addirittura concreta nella sua materialità più spoglia, la capanna, ed è allo stesso tempo una cosa dannatamente simbolica, perché è la nascita in cui consiste l'epifania dell'Occidente, il manifestarsi nella storia di quella che è l'anomalia, sì, l'anomalia in senso tecnico di una civiltà, perché quella nascita è uno strappo anche nella grande storia dei monoteismi, delle religioni monoteiste, perché quel bambino è
forse soprattutto il Dio che colma il fossato tra terra e cielo, tra divinità e umanità, che si fa uomo, che si fa bambino nella sua condizione più spoglia, e più misera e che conoscerà il limite estremo e il segreto profondo dell'umano, cioè la morte e il dolore, per poi risorgere in nome dell'amore. Una uno strappo nella stessa storia che lo precede, che ci definisce, la grande storia classica, che pure non contemplava la dignità intrinseca di ogni persona, indipendentemente dalla sua condizione sociale, sessuale, politica, e la grande irruzione in fondo della nozione stessa di persona, l'affermazione, nel suo modo più elementare ma profondo, cioè con l'avvento di una vita, della sacralità di tutte le vite. Sarà anche l'affermazione, tra l'altro quel bambino porterà avanti l'affermazione della laicità, non del laicismo come delle ennesime ideologie postmoderne insieme all'inclusione, e a tutte quelle riassunte, ma la laicità per cui si dà a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, che è un marchingegno che non esiste in altre culture, in altre esperienze religiose, come ahimè ormai ci insegna anche purtroppo la cronaca, anche purtroppo alle nostre latitudini. Insomma, vi auguriamo un Natale autentico, consapevole, che sia ricalato nella sua letteralità, nella sua filologia, nella sua storia, cioè che celebri la nascita di qualcuno che siamo tutti noi e che anzi è il prossimo che abbiamo vicino. Non un Natale bigotto, chi vi parla sarà il primo a spingere sull'acceleratore, diciamo, anche pantagruelico del Natale, ma un Natale consapevole, non un Natale edulcorato, un Natale che sia ancora, che sia soprattutto l'affermazione